ascoltatori della web TV Esplora e Ama, e siamo venuti nel comune di Usoppo. La puntata di Esplora al Friuli Venezia Giulia è dedicata oggi a questo bellissimo comune, a questo territorio di 2800 abitanti circa, che si trova proprio vicino alle montagne del Friuli Venezia Giulia. Ha una rocca bellissima, la rocca dove si trova il forte di Usoppo, la storia del nostro Friuli, che parte anche da qui. E come facciamo di consueto, perché abbiamo visto che piace molto anche ai nostri spettatori, abbiamo deciso anche questa volta, come nella volta precedente, di avere un cicerone speciale. E abbiamo il primo cittadino qui con noi del comune di Usoppo, il sindaco, l'avvocato Luigino Bottoni. Buongiorno Luigino. Grazie a voi, grazie di essere venuti a Usoppo, per noi è un onore ricevere questa trasmissione e quindi queste riprese, grazie. Ecco, allora tu sei pronto, perché tra poco noi, ve l'abbiamo promesso, andiamo sul territorio, vi portiamo direttamente nei posti più belli, andremo sul forte di Usoppo. Però adesso io ti chiederei di fare così, da primo cittadino, da sindaco, una panoramica di questo territorio ricco di storia, ricco di cultura, di tradizioni. Ecco, raccontaci un po' brevemente la tua Usoppo. Ma allora, Usoppo, come tutti i paesi della collinare, che si trova insomma nel cuore del Friuli Venezia Giulia, equidistante dal mare e dalle montagne, proprio siamo al centro e possiamo godere veramente di un privilegio dal punto di vista territoriale. Un privilegio dal punto di vista ambientale, perché siamo nella pedemontana con una bellissima vista nelle montagne, sulle montagne, una bellissima vista a sud nella zona collinare. Abbiamo il tagliamento che ci scorre a fianco, quindi siamo un paese rivierasco con le bellezze di questo fiume naturale unico in Europa. Abbiamo una notevole superficie boschiva che è zona SIC, quindi tutelata, e con acque, con risorgive, con corsi d'acqua, con vegetazione, con animali, che è visitabile normalmente da parte dei cittadini, transitabile sia a piedi che in bicicletta, ed fa parte del nostro patrimonio naturalistico. Abbiamo 7 colli come la città di Roma, di cui il più importante, il più noto, il più grande, gli altri forse sono molto piccoli, si chiama Forte di Usoppo ed è un presidio che da sempre dalla storia dell'uomo, quantomeno dalla storia del paese, è stato un presidio di carattere militare. Adesso è un presidio turistico, ma fino alla seconda guerra mondiale un presidio militare. Abbiamo tracce del periodo celtico, quindi pre-romana. I primi insediamenti a Usoppo risalgono a quei tempi lì, i primi insediamenti abitativi, e da lì in poi uno stratificarsi di fortificazioni, di opere difensive, di attività militari delle quali oggi si vede traccia e si può visitare, cioè la visita guidata, dove si riesce a vedere tutti questi reperti che partono dal periodo celtico e vanno fino alla seconda guerra mondiale. Stiamo finendo di allestire un museo, abbiamo tantissimi reperti trovati sia in paese che in fortezza, un museo che un po' è più in ritardo rispetto al previsto per le questioni insomma di difficoltà amministrativa che adesso coinvolgono e colpiscono i comuni, per i discorsi anche dei costi che sono aumentati notevolmente. Per un piccolo comune non è facile fare fronte. La storia nel nostro paese veramente noi la viviamo quotidianamente, ma è un paese anche che oltre all'ambiente, oltre alla storia, presenta anche una notevole zona industriale, la più importante zona industriale, che è poi insediata a nord di Udine, condivisa con i comuni di Buia e di Gemona, dove importanti realtà locali gestite da famiglie e poi dopo del territorio, residenti del territorio, danno occupazione a tutta un'area molto vasta. Da noi qui il problema del lavoro non c'è, o comunque è piuttosto relativo. Chi vuole lavorare, ha voglia di fare, è bravo, si impegna, qui da noi il lavoro lo trova sicuramente. Quindi una cittadina, un paese che cerca di offrire più servizi possibile, cerca di offrire un contesto in cui ambiente, natura, industria, attività e turismo cercano di andare a braccetto.
Ecco, tu adesso ci hai un po' ingolositi con questa cosa proprio di questo territorio vasto, ricco di natura. Ecco, adesso che si parla, no, del turismo del lento, andare in bicicletta piuttosto che a piedi. Ecco, le iniziative del Comune di Osopo in questo senso, per i turisti, anche proprio i nostri, anche i friulani, perché naturalmente la promozione del territorio che noi cerchiamo di fare e soprattutto per quelli che vengono da fuori, ma soprattutto per quelli che sono friulani e che magari possono scoprire delle cose nuove, no? Da vedere, dice, io Osopo, sì, la conosco, sì, è in Friuli, sì, io sono friulana, però voglio dire, che cosa propone Osopo di bello, il Comune di Osopo? Allora, prima di tutto Osopo fa parte della comunità collinare. L'attività turistica è gestita per tutti i 15 comuni della comunità collinare dalla comunità collinare stessa, la quale ha un accordo con Promoturismo specifico, idoneo, e quindi una linea di promozione del prodotto territorio Friuli Venezia Giulia collinare proprio dedicata e professionale a questo scopo. All'interno di questa gestione di Promoturismo, quindi il territorio collinare, quindi Osopo con tutte le sue bellezze, viene diffuso a tutti i principali incontri nazionali e internazionali che si tengono in tema turistico. Inoltre c'è una diffusione sui social, c'è una diffusione sulle pagine specializzate, c'è una diffusione nei confronti degli operatori specializzati del settore che nelle loro informative, nelle loro banche dati accedono direttamente e hanno questo tipo di informazione, oltre a tutte le attività che il Comune promuove di per suo, attività di carattere culturale, di carattere gastronomico, attività di socializzazione, le associazioni, il mondo associazionismo ha usato un mondo vivo e che quindi crea tanti eventi i quali chiamano turisti. Allora, tu prima hai detto turista locale, turista non locale. Allora, noi abbiamo e assistiamo in questi ultimi tempi, soprattutto dopo il Covid, insomma post pandemia, quando il turismo e l'interesse e l'idea del turista è completamente cambiata, ma è cambiato anche il turista e che cosa chiede il turista. Noi nei nostri territori abbiamo un grosso incremento del flusso turistico, principalmente il turismo lento, come hai citato prima, turismo lento fondamentalmente in bicicletta, perché questo territorio è attraversato da piste ciclabili importanti, mappate dalla regione Friuli Venezia Giulia e che consentono di raggiungere poi dopo tutta Europa sostanzialmente, piste ciclabili, anche piste a piedi e c'è anche qualche turista a piedi che viene. Noi vediamo sia il turista che proviene dalla parte più lontana della nostra regione, possiamo pensare alla Venezia Giulia, sia dalle regioni attigue, ma sia anche il turista che proviene dall'Italia in generale e anche il turista che proviene dall'estero, fondamentalmente Austria, Slovenia e Croazia, che presentano dei turisti molto attenti ai territori circostanti e molto informati e quindi con mappe, con indicazioni e con tutto. Quindi effettivamente la nascita e lo sviluppo del turismo in questi anni è un fenomeno molto rilevante e molto importante per noi, per tutto il territorio di Osopo e della collinare. Noi ve l'abbiamo promesso, adesso noi ci spostiamo per la nostra chiacchierata sul Forte di Osopo. Benissimo. E quindi voi adesso ci seguite. Ecco, e siamo arrivati al Forte di Osopo, siamo giunti qua, siamo in questo meraviglioso posto, in questo spiazzo che ha un significato importante ed anche una natura importante. Luigino, raccontaci un poco. Questo si chiama Piazzale delle Cupole perché è contraddistinto da 4 cupole, scusate, che alloggiavano a loro tempo, durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, le cannoniere antiaeree in questa zona di ampia visibilità. Questi presidi militari non esistono più, però si vedono i siti e si vedono i sedimi dove erano piazzati. Qui siamo nelle pendici meridionali del forte di Osopo, del Colle di Osopo. Il carattere particolare di queste pendici meridionali è che al riparo di questi declivi, al riparo dei venti freddi di nord, di bora, di tramontana, negli anni hanno accolto vegetazione non esattamente tipica di questo luogo, perché qui abbiamo sia il leccio che l'ulivo, che sono alberi. Noi magari ci spostiamo così li facciamo anche vedere, no? Che sono alberi. C'è il fiume Tagliamento che passa, si vede, no? È vegetazione non tipica, o perlomeno non era tipica nei secoli e negli anni trascorsi di queste latitudini. Oggi con la
tropicalizzazione in corso non è più così, una cosa così stravagante, ma nei tempi passati avere il leccio, soprattutto l'ulivo, a queste altezze era una cosa estremamente inusuale. E ad Osopo ci sono parecchi ulivi, tant'è che c'è anche una produzione locale di olio che si rifà a queste vecchie tradizioni di declivi ridenti, soleggiati e riparati che potevano ospitare questa vegetazione che richiede altri tipi di climi. Una bellissima curiosità che volevamo farvi vedere perché sicuramente è interessante e secondo me molti di voi non la sapevano. E adesso ci trasferiamo sul punto panoramico del forte di Osopo. E come vi avevamo promesso, il primo cittadino di Osopo, l'avvocato Luigino Bottoni, ci ha portato qui nel punto più alto, più bello, panoramico. Io non ho parole per descriverlo perché sembra di essere a 2 passi dal cielo e siamo nel forte di Osopo, ricco di storia perché qui poi, adesso lui ce lo racconterà, inizia tantissimi anni fa la storia del forte, che ovviamente è stato un forte utilizzato anche fino alla prima guerra mondiale, però ha origini ancora molto prima, vero? Ecco, intanto parliamo un po' della storia di questo posto meraviglioso. Sì, grazie di essere venuti fino qua, abbiamo fatto un po' di strada ma credo che ne valga la pena. Il panorama è incantevole, almeno per noi osopani è il nostro simbolo e noi veramente lo amiamo come se fosse casa nostra, come se fosse il nostro giardino di casa. I nostri cittadini ci tengono tantissimo e ci tiene anche l'amministrazione. Questo forte, essendo questa collina che poi si chiama Forte, essendo strategicamente dotata di una visuale a 360 gradi su tutti i lati, è sempre stato un punto, un presidio di carattere militare. E questa è stata la fortuna ma anche la sfortuna di questo luogo e del paese stesso. La fortuna perché qui insediamenti ci sono sempre stati, perché è un posto difendibile, è sempre stato nel corso delle epoche storiche difendibile e quindi noi troviamo tantissima storia e troviamo resti della popolazione celtica, dei primi insediamenti celtici. E a 360 gradi, girando e liberando dalla vegetazione come a quei tempi era libero quando era in uso i militari, si riesce a vedere tutto l'arco prealpino e quindi si riusciva a vedere qualsiasi tipo di movimento che dovesse arrivare dal nord. Questa è stata, dicevo, la fortuna perché ha consentito un grande insediamento e una grande attività sul forte, ma anche un po' la sfortuna perché, essendo un posto, un teatro militare, tante sono state le guerre che si sono combattute in questo luogo e nel paese sottostante, con tanta sfortuna per i cittadini sottostanti che nel corso dei secoli hanno dovuto subire assedi, bombardamenti, la fame, le malattie, le restrizioni, le difficoltà di una popolazione spesso in guerra. Grazie a Dio adesso le guerre, almeno qua dopo la seconda guerra mondiale, non ce ne sono state, stiamo passando un periodo di pace che ci auguriamo veramente che sia più lungo possibile. Il forte non è più un simbolo bellico, non è più un presidio militare dalla seconda guerra mondiale in poi, è un presidio turistico, è un simbolo della cittadinanza, è un posto dove si può venire, arrivare con la famiglia, fermarci una giornata, fare anche un picnic e stare veramente bene, in armonia con la natura, in armonia con l'ambiente, a 4 passi da casa. Ci ha anticipato prima qualcosa di molto bello che sono i parchi. Sì. Allora, questo ambiente naturalistico che veramente siamo fortunati a possedere nel nostro comune, oltre al Parco della Fortezza che qui in questo momento siamo noi, ma anche altri 2 parchi sottostanti. Uno è il Parco del Rivellino che si trova qua alla mia sinistra ed è un parco anch'esso di origine militare, napoleonica nel caso, caratterizzato dalle fortificazioni stellate
che sono state costruite nello stesso tempo di Palmanova. Fu ordinata questo tipo di costruzione, questo tipo di architettura, fu ordinata da Napoleone stesso, che, dicono i libri di storia, venne ad Osoppo e soggiornò per 2 volte durante il suo tempo in Italia e ebbe modo di impartire gli ordini di carattere militare, di carattere difensivo, e di far sì che questo splendido parco che si trova qua sotto, alla mia sinistra, da parco allora militare con carattere difensivo, oggi sia un parco urbano dove in passato e anche nel presente si svolgono una volta eventi più grandi, adesso eventi di dimensioni inferiori, ma che comunque è ad uso della cittadinanza e ad uso anche di una serie di attività di carattere musicale, concertistico e anche conviviale, gastronomico, ed è un sito che si presta molto a questo tipo di sfruttamento. Alla mia destra invece, verso il tagliamento che scorre nel mio lato destro, c'è un altro parco che si chiama Parco della Colonia, che è un altro parco urbano in gestione ad un'associazione del paese, che invece viene utilizzato per fare eventi, commemorazioni, matrimoni, cerimonie, cresime, battesimi, lauree e compleanni. Si presta molto a questo genere di attività, quindi veramente a Osoppo da questo punto di vista non ci manca nulla. Ecco, e un buon turista, oltre a trovare un posto accogliente, deve trovare anche qualcosa di buono da mangiare. Quindi parliamo dell'enogastronomia del territorio, perché anche da questo punto di vista il comune di Osoppo offre delle cose molto interessanti. Ecco, l'enogastronomia di Osoppo si inserisce all'interno della gastronomia del territorio collinare. Qualche ristorante lo abbiamo a Osoppo, qualche punto di ristoro e anche punto di pernottamento lo abbiamo ad Osoppo. Da quello che sto vedendo e da quello che sta succedendo in questi ultimi anni siamo stati un po' sorpresi delle richieste che ci sono, dell'aumento turistico e delle conseguenze richiesta appunto di posti letto e di attività ristorative, e per questo il territorio della Collinare riesce ad offrire, se preso nel suo insieme, risposta a questo tipo di esigenze, soprattutto nel Sandanielese, dove il prodotto tipico conosciuto in tutto il mondo, il prosciutto di San Daniele, ha una grossa attrattività. Noi confiniamo con il comune di San Daniele, quindi ci sentiamo anche noi partecipi a questo parco del prosciutto, a questo distretto del prosciutto. Ecco, mi piace molto questo termine che usi tu, il fatto che comunque colleghi il comune ai comuni limitrofi e questa società, questa associazione collinare, perché vuol dire che questi comuni che fanno rete anche per i turisti possono offrire una proposta più ampia, perché uno dice vado magari a visitare il Forte Pio di Osoppo, a mangiare il prosciutto di San Daniele, vado a vedere le opere che ci sono nel comune di Cosiano, cioè diciamo che c'è questa bella unione tra di voi, questa chiamiamola trade union, che garantisce poi anche una bella copertura anche per il turista. Avete anche voi delle iniziative, no? In questo senso? Sì, credo che soprattutto a livello turistico bisogna ragionare in termini di territorio, perché il turista che arriva a Osoppo non identifica la sua meta nello stare semplicemente a Osoppo, nello stare qua, ma il turista che arriva qua identifica la sua meta, la sua passeggiata in un territorio. Poco ha interesse se travalica il comune, se esce da un comune e va in un altro comune, non è questo il suo interesse è organizzare una giornata, trascorrere, spendere una giornata vedendo bellezze naturali, passeggiando, riposando, godendo delle bellezze naturalistiche, ma anche delle bellezze storiche, ma anche mangiando qualcosa di buono. Questo lo può trovare se si ragiona a livello di territorio. I nostri paesi sono piccoli, Osoppo ha 2850 abitanti ed è la media, insomma, dei comuni circostanti, e questo significa che i servizi sono dislocati in un territorio più ampio, i punti di interesse sono dislocati in un territorio più ampio, il quale territorio fa rete, ed è da 55 anni, 56 anni che fa rete nella comunità collinare e riesce a dare tutte quelle risposte che un singolo comune faticherebbe molto a dare se fosse isolato in se stesso. Ecco, abbiamo parlato di turismo, abbiamo cercato di dare, grazie anche all'aiuto del sindaco, uno spaccato importante di questo comune. Io vorrei affidare la conclusione di questa trasmissione a qualcosa di altrettanto importante,
per la nostra regione, per il nostro territorio e soprattutto per l'economia regionale, il fatto della zona industriale, quindi Sì. l'industria, il settore produttivo, il tessuto produttivo di questo comune. Sì, che si situa qui a sud, è un'area molto importante con realtà significative che hanno saputo non solo fare industria, ma fare industria che si abbina a un territorio e che rispetta l'ambiente, perché questa industria è circondata da queste bellezze naturali, completamente circondata da queste bellezze naturali. La forza che gli imprenditori sono famiglie friulani residenti in questo nostro territorio e che quindi non individuano e non immaginano la propria impresa come un'impresa di carattere esclusivamente commerciale per i profitti, ma la vedono inserita in un territorio e rispettano questo territorio. Abbiamo e fanno questi imprenditori grandissimi interventi di mitigazione e di controllo dell'inquinamento, quindi la zona industriale è molto all'avanguardia per quanto riguarda il controllo di tutto, delle emissioni, dei fumi, degli inquinanti, dei rumori, dell'illuminazione. Grandissimi investimenti sono stati fatti e non dimentichiamoci che dà lavoro, una zona industriale che dà lavoro con l'indotto a 5-6 mila operatori, il che per un territorio è una grande ricchezza, come sottolineavo prima. Bene, noi ringraziamo il nostro cicerone d'eccezione, l'avvocato Luigino Bottoni, sindaco di Osoppo, e grazie per questo, appunto, per queste spiegazioni anche dettagliate. Quindi noi possiamo solo dirvi, venite qui, perché Certo. bisogna venire di persona, noi ve lo possiamo raccontare, possiamo mostrarvi le foto, possiamo metterci tutto l'impegno, essere anche molto bravi nel descrivervi quello che stiamo vedendo con i nostri occhi e anche le sensazioni che offre essere qui in un posto così meraviglioso. Ma se voi non venite, non lo saprete mai. Vi aspettiamo ad Osoppo e vi aspettiamo alla prossima puntata di Esploriamo il Friuli Venezia Giulia. Un caro saluto a tutti e buon proseguimento. Buona giornata, grazie.